pool di persone hanno vinto le elezioni, no? Allora, al di là dell'analisi che può trovare soddisfazione per taluni, un pochino meno per taluni altri, io ritengo che se questa è la coalizione che ha vinto, quello che noi vorremmo è che questa coalizione potesse innanzitutto governare e farlo fin da subito, perché c'è la necessità di avere una certa stabilità politica. E quando parlo di stabilità voglio anche pensare al concetto di durare, quindi vincere non è sufficiente, deve essere legato con la capacità di governare bene, perché non è sufficiente governare, bisogna governare bene, perché ritengo che oramai si sia arrivati ad un punto dove non è più possibile sbagliare, nonostante difficile sarà la nostra situazione e per chi che sia a governare avrà grosse difficoltà, comunque governare bene e soprattutto durare nel tempo, perché il durare dà non solo agli imprenditori, ma a tutto un sistema economico una certa garanzia. Quindi quello che noi vorremmo è una politica che fosse lungimirante. Io capisco che i politici vincano e vivano quindi con le esigenze del momento, però noi dobbiamo creare un futuro. La politica deve poter guardare un attimino più avanti, con delle mete che siano raggiungibili e che siano certe. Quindi non deve praticamente succedere quello che è sempre successo nella nostra Italia, mi riferisco anche al 110 con i suoi 16 emendamenti in corso d'opera che ovviamente destabilizzano, non da ultimo la necessità di fare questi video a garanzia delle lavorazioni fatte, no? Che non entro nel merito che siano o meno giusti, quanto di più sul fatto che noi non possiamo in corso d'opera cambiare troppo spesso le regole, non possiamo aggiungere 7 giorni prima della scadenza con la caoticità che ci sta nel finire tutte queste opere, e sto pensando anche ai tecnici che devono redigere le pratiche, aggiungere anche queste ulteriori cose, perché creano un ulteriore imbarazzo. Ecco, quindi una certezza su quello che c'è da fare, perché siamo disarmati, avremmo fatto degli investimenti che non ci ritornano, cambiano queste famose regole durante il gioco che creano problematiche, ma non solo a noi imprese, ma anche a tutti i committenti, un po' al concetto della socialità. Ed è ovvio che se parliamo della politica vista dall'occhio dell'imprenditore e dell'imprenditore edile, beh, oddio, sapete che l'edilizia è un sostegno importante dell'economia nazionale, no? Quindi se si ferma l'edilizia non si ferma solo un terzo del PIL, non si ferma solo l'apparato dei muratori e chi sta dietro i muratori, ma si ferma un concetto ben più ampio che è sociale, no? Perché tutto sommato un'economia che crea ricchezza è una ricchezza che poi della quale perlomeno tutti ne beneficiano, no? Allora cos'è che vorremmo in sintesi per concludere? Una politica che non sia sorda, che non sia cieca a quelle che sono le necessità comunque degli imprenditori locali che danno da lavorare e creano ricchezza e che sia appunto lungimirante, che non cambi durante il gioco le carte. La speranza ha sempre due facce. Una è quella di una rabbia legittima e sto pensando a tutti i miei colleghi che vivono situazioni particolarmente difficili anche con i bonus di questi cassetti fiscali pieni dove c'era stato dato garanzia che le banche le ritiravano e così più non è. E la seconda
l'altra faccia della speranza era quella che tutte le cose, tutti i problemi devono essere affrontati con coraggio, con competenza, ciascuno nei propri posti, col proprio ruolo, con la propria capacità. Ecco, allora forse questa è una conclusione di questa nostra chiacchierata ed è da auspicio. La capacità di fare ciascuno il nostro dovere con professionalità e serietà. E io credo che se ciascuno di noi lo facesse per le proprie competenze, nel proprio posto, noi avremmo già fatto un passaggio di carattere culturale, che non è cosa di poco conto, e da qua partirebbe quello che è veramente una rigenerazione, visto che è un termine che va di moda anche nel nostro settore, di una politica che ha la necessità di essere rivista. E quindi auguri a tutti quanti. Dico a tutti quanti perché ciascuno di noi deve essere attore nel proprio ruolo. Grazie.